Bentrovati, prendiamo la linea da Udine, abbiamo un ospite anche noi qui in redazione, è venuto a trovarci infatti Claudio Morsanuto che è il referente del Front Furlan di Latisana. Ben trovato Morsanuto. Buonasera. Allora noi vogliamo parlare di centrale a biomasse perché 15 anni fa, proprio nella Bassa Friulana, proprio a Latisana, era stato presentato un progetto proprio per una centrale a biomasse. Poi una serie di circostanze, incontri vari, politici e anche con la stessa azienda, mi corregga se sbaglio, della centrale biomasse non se ne fece più nulla. Dico bene? Esatto. Ora, a quanto pare il progetto si ripropone un'altra centrale biomasse e una nuova discussione, solo che nella discussione non c'è chiarezza. Esatto. Niente, più o meno si tratta di una centrale con le stesse caratteristiche di quella precedente. Quella di 15 anni fa aveva una produzione, o avrebbe dovuto avere una produzione molto alta, circa 80 megawatt. E quella di adesso, circa un anno fa, quando era stato presentato questo progetto, si era parlato della metà più o meno. E in questo anno, durante questo anno, sono scesi piano piano fino ad arrivare, voce di una settimana fa più o meno, a 10 giorni, a 3-4 megawatt. Sì, dico, nel tempo di un anno di arrivare a un livello così basso mi sembra una cosa, se non altro, nebulosa, ed è per questo che io, come semplice cittadino, ma sentiti anche tanti altri cittadini, vorremmo sapere qualche notizia in più. Voi a questo punto chiedete delle informazioni in merito, volete più chiarezza, Certo. ma avete anche già un quadro, avete già Sì, qualcosa da esporre? Certamente, innanzitutto vorremmo sapere che cosa sarebbe utilizzato per questa centrale biomasse, perché la parola biomasse è abbastanza nebulosa, perché nella legislazione italiana per biomasse si intende sì quello che potrebbe essere, come avevano detto in alcune interviste, una specie di graminacea che viene coltivata, eccetera, eccetera. Però per biomasse si intende anche, non so, prodotti del sottobosco, poi scarti di industria alimentare e per ultimo, dulcis in fundo, potrebbero essere anche i rifiuti urbani che la legislazione equipara alle biomasse. Quindi se noi passiamo da quello che potrebbe essere un vegetale per ritrovarci magari, ovviamente anche con spese maggiori, a trovarci a bruciare in prossimità di un centro abitato delle immondizie, la cosa non è tanto chiara. Grazie a Claudio Morsanuto che è il rappresentante appunto del fronte friulano di Latisana, grazie davvero per averci spiegato quanto è accaduto lì a Latisana. Staremo naturalmente attenti anche a questo argomento. Linea di nuovo a Pordenone ad vice direttore Antonio Liberti.